cri cri. Corso di autodifesa per massaie. Ciao ragazzi, buonasera. Dunque ragazzi, per la serie l'autodifesa per massaie vorrei spiegarvi un corso per autodifesa, ovviamente un bel colpo, e qui mi rivolgo alle massaie perché ci sono stati casi clamorosi di massaie aggredite e anche non massaie estremamente belle. Oggi ci sono persone maniaci che aggrediscono, non so, magari la massaia passa con la frutta, la verdura, magari il maniaco è un ex fruttivendolo, sai? E allora per difendersi da queste aggressioni io ho studiato su dei manuali di autodifesa dei colpi e voglio insegnarli alle massaie presenti a casa. Ora, per farvi vedere queste cose materialmente ho bisogno di uno che mi faccia un'aggressione. Ecco, se puoi venire, grazie. Facciamo un applauso. Grazie. Vediamo, mi fa un po' paura perché ho delle basette che non ci ho capito. Se col pennarello se le fa. Va bene. Allora, senti, ti chiami? Marco. Senti Marco, allora, io faccio la massaia che cammina. Ora devi psicologicamente entrare nella parte del maniaco ex verduriere. Allora, io sto camminando e tu mi cerchi di strangolare alle spalle. Cioè, io sto camminando così, tu dici, guarda che carote che c'ha quella lì. Tu guardami prima, fissami il cesso della verdura, poi mi punti il collo e dici, sì, la strozzo, così mi cucco tutte le carote. Pensi. Allora, io sto camminando e tu cerchi di strangolarmi. No, aspetta, così mi fai male. Con le mani, con le due mani. Cioè, lo strongolamento, quello originale. Quello lì era un carpiato. Allora, io sono la grilla che ho fatto la spesa e cammino e dico, vado a casa, mi mangio l'insalata. Va bene. Sto camminando, ecco il maniaco che mi prende per il collo. Ecco, stringi pure un po'. Ecco, vedi? Non molto. No, così. Ora, a questo punto, ecco, state bene attente, signore a casa, bisogna fare, uno, mollare delicatamente la verdura, perché con quello che costa, no. Secondo, no, state fermi, applauso. Il colpo è questo. Allora, prima fase, indurire il collo, non gridare aiuto, perché se uno grida aiuto, le corde si tendono, diventano più morbide e lui può fare più presa. Guarda che sono cose serie, Allora, fare il collo a papalardo. Prima mossa, collo a papalardo. Poi ingobbirsi, spalle andreottiane. Poi con le due mani prendere i mignoli. I due mignoli, vedete i due mignoli? Questi sono due Wüster, non due mignoli. Prendere i due mignoli e ecco dov'è, fermi! Ecco dov'è il colpo che vi può salvare la vita. Fare opla là, 1, 2, 3 e io c'ho i mignoli e vedi ti fanno male i mignoli, grida. Che male ai mignoli. Che male ai mignoli. Che male ai mignoli. Non me la so. Quelli fa male ai mignoli. Vai a posto. Grazie. Ora proviamo. Io farò la parte del maniaco così imparate bene e ci vuole una massaia con la faccia da massaia. C'è qua, signora, può venire un attimo, solo no, venga un attimo. Un applauso venga qua. Dunque lei ha la spesa, venga davanti a me. Ha capito tutto, io sono il maniaco. Lei sta andando, ha fatto la spesa, va a casa. Ecco, io vengo dietro e dico, sto passando, no, mi fa, lei non mi ha ancora visto, Io guardo e vedo, Dio dei rapanelli. I rapanelli, allora sì, la strozzerò per quei rapanelli, E le metto le mani così. Lei ha capito bene cosa deve fare? La borsa, poi la papalardo, gobbe andreottiane e poi i mignoli. Giri. Va benissimo. Questo è il corso della nostra. Una pausa, ci vediamo.
Grazie a tutti e tenete conto di queste informazioni. Grazie a tutti. Fatto per caso.